Nel 1630 e 31 Venezia registrò 46.490 morti su una popolazione di circa 142.000 abitanti. Circa il 30% morì. Questa è un'immagine dello Zanchi sulla scalinata della Scuola Grande di San Rocco che illustra quella terribile peste. Vedete, il problema primo da affrontare fu la rimozione dei tantissimi cadaveri che venivano buttati giù dai ponti, raccolti dai monatti e allontanati come pericoloso focolaio di infezione. Ma mentre lo scenario diventava tragico, ecco che il Senato veneziano, il 22 ottobre 1630, con 106 voti favorevoli, 5 non sinceri, cioè astenuti, così erano chiamati i voti astenuti, non sinceri, decide di dedicare a Santa Maria della Salute una chiesa che dovrà essere magnifica e con pompa della devozione nostra. Perché questa scelta di un femminino sacro cui appellarsi per liberarsi dalla peste? Perché Venezia è nata il 25 marzo del 421, giorno dell'Annunciazione. Non solo, ma è rimasta sempre vergine nella fede e nel dominio. Vi è quindi un'identificazione di Venezia con la salute. Baldassare Longhena, artista ed architetto di fama, presenta il suo progetto. Scrivendo: ho formato una chiesa in forma di rotonda, opera di invenzione nuova, essendo in forma di corona per essere dedicata a essa vergine. E in effetti questo progetto è veramente ambizioso, è veramente monumentale. Nel giugno 1631 il Senato infatti approva questo disegno mirabile di Longhena e decide che sia eseguita la chiesa, la basilica, alla punta della dogana, perché deve ispiccare eccellentemente la rotonda nell'apertura del sito da tutti i lati scoperta. E quale sito è più visibile, certo, della punta della dogana, fra il canale della Giudecca e il Canal Grande? E la basilica deve essere godibile sin di molto lungi, tale insomma da riuscire di vantaggio non picciolo alla maestà del luogo, all'ornamento della città, alle benedizioni di tutti. Eccolo qua. Nella geografia affettiva che gestiva l'urbanistica veneziana, il potere aveva già individuato dei luoghi per la gestione della sanità, cioè la sede del Magistrato alla Sanità, proprio vicino a Piazza San Marco, sulla fondamenta di Terranova e in faccia al bacino. Aveva individuato la sede della Scuola Grande di San Rocco, il santo attraverso cui il magistrato e la Repubblica avevano trasformato il culto in cultura sanitaria, cercando di promuovere quindi l'isolamento nei lazzaretti e la prevenzione anche non solo degli appestati ma anche degli sospetti. Vi era stata poi la Basilica del Redentore. Durante la peste del 1576 si era fatto voto al Redentore che era comparso miracolosamente vicino ad un pozzo alla Giudecca e quindi dopo che la città fu liberata dalla peste, ecco che si eresse la mirabile Basilica del Redentore, il Tempio del Redentore gestito dai frati Cappuccini. E quindi ecco la ultima di queste scelte urbanistiche che cade proprio sulla punta della dogana, in un posto, come vi dicevo, strategico, come aveva detto il Senato e indicato Baldassare Longhena. Ma questa zona è una zona che è popolata da magazzini, è popolata da un monastero, da una chiesa della Trinità. Bene, non ci si pensa due volte, si rade al suolo completamente la zona e si conficcheranno. Pensate, come dice il Martinoni, autore con il Sansovino di Venezia città nobilissima, racconta che quel terreno in cui tutti gli edifici furono rasi al suolo fu costipato con 1.157.657 pali. Sì, perché a Venezia il terreno non è affidabile e quindi, soprattutto in quella posizione dove
passavano il Canal Grande e da un lato e il Canale della Giudecca dall'altro, quel terreno sarebbe stato eroso, portato via dall'acqua, dall'Adriatico quando entrava con piene maree o quando era infuriato dagli elementi. E allora la tradizione costruttiva tipica veneziana era quella di costipare il terreno a fondo con pali che dovevano restare sotto il livello minimo di marea, non dovevano mai uscire all'aria. E si usarono 1.157.657 pali, in vista della mole grandiosa che avrebbero dovuto reggere. Non sappiamo se in effetti il Martinoni li abbia contati tutti, certo che fu un'opera di grande ingegneria che dovette, certo, avvalersi di molti dei pali tratti dai boschi della nostra terraferma. E questo fu il risultato. La posa della prima pietra avvenne il 25 marzo del 1631, la basilica comportò lavori per 50 anni, fu completata nel 1681, consacrata 6 anni dopo. Ovviamente dal progetto al prodotto finito ci furono varie variazioni. Per esempio possiamo considerare a sinistra il disegno dell'Onghena e a destra come sia molto più ridondante l'esecuzione, per esempio di statue e di elementi che, pur appesantendo volumetricamente la facciata e tutti i lati di questa architettura a pianta centrale, però in realtà quando la vediamo sembrano alleggerire ulteriormente la volumetria. La protagonista fondamentale è ovviamente la Vergine che compare con il suo bambino, quindi la maternità viene esaltata all'apice del timpano sopra il portale centrale, ma ancora noi la troviamo sulla cupola principale. Eppure il Longhena aveva deciso che sulla cupola ci dovessero essere delle frecce, simbolo delle pestilenze, simbolo dei mali con i quali la divinità colpisce gli uomini. Invece si preferì mettere la Madonna, questa volta non la maternità come sull'apice del timpano, ma una Madonna capitana da mar, che ha lo scettro in mano del capitano da mar. E questa è una scelta simbolica, proprio perché è lì, in mezzo all'acqua, in mezzo alle due arterie di comunicazione di Venezia, di una Venezia che i mari ha voluto sempre conquistarli. Ma soprattutto, se la Madonna è all'apice della cupola principale, nella cupola secondaria, qui dietro, ecco che vediamo San Marco che tiene il timone. E quindi è completata questa simbologia della basilica come grande vascello pilotato dal potere della Repubblica sui mari. Ma vi sono anche molte altre statue in cui trionfa il femminino. Venezia, quando sceglie di dedicare alla Madonna questa grande basilica, sceglie di celebrare il sacro femminino. E in tutte le statue esterne, ecco che trionfa con preponderanza la presenza del femminile, addirittura in nudità integrale come in questa. Ma andiamo all'interno e vediamo che il discorso si fa più complesso. Si articola il motivo del voto fatto alla Madonna e ce l'abbiamo, questo discorso, ben appalesato dall'arte di Giusto Le Cour. Venezia è una fanciulla in età da riproduzione, è una giovane fanciulla che prega la Madonna col suo bambino in braccio, simbolo di una riproduzione dedita alla redenzione dell'umanità, quindi a dare un figlio a Dio e agli uomini per ricongiungere quel patto rotto dal peccato originale. E in questa preghiera ecco che si appalesa anche quella che è la richiesta sulla destra del gruppo marmoreo. C'è un angelo che sta cacciando una vecchia, macilenta, lacera, brutta, è la morte.
È la morte, ma riprende una iconografia tipica dell'epoca della caccia alle streghe, della strega, della levatrice infida che sacrificava o offriva al diavolo i neonati. È il simbolo negativo della femminilità, è il simbolo contro cui si era accanita la caccia alle streghe e si erano accaniti i tribunali dell'Inquisizione. Tuttavia a Venezia l'Inquisizione non lavorò molto contro la stregoneria. Troppo laico era il governo veneziano, che controllò anche il potere papale e quindi anche il tribunale dell'Inquisizione. Ma in questo gruppo marmoreo ecco che noi abbiamo tutto il senso del messaggio e del voto che la Repubblica fa alla Madonna perché si adoperi per liberare la città dalla peste, con una simbologia tutta nuova che pone al centro del culto il femminino. Ecco i particolari. Venezia non è più rappresentata da Marco, dall'Evangelista, da Leone, ma da una fanciulla di grande bellezza e con grande potenzialità riproduttiva. Saranno le donne che daranno la speranza alla Repubblica di poter reagire al crollo demografico provocato dalla peste. E saranno i provveditori alla sanità, con la loro attenta legislazione, a cercare di tutelare il momento della nascita, il momento del parto, con un'assistenza qualificata, con il controllo delle levatrici, che nel corso del Seicento si farà più serrato. Si esamineranno e si imporranno degli esami di aggiornamento alle levatrici, che fino ad allora erano state per lo più delle vedove, delle donne che avevano fatto molti figli e che quindi nell'ambito familiare aiutavano le donne a partorire. Bene, questa strategia politica che indirizza il culto pubblico alla Madonna della Salute corrisponde ad una strategia sanitaria che indirizza l'attenzione alla preparazione delle levatrici e al momento della nascita. Non a caso, in tutti gli altari che costellano questa pianta centrale della Basilica della Salute, noi abbiamo dei momenti della vita di Maria, dalla nascita, Luca Giordano, alla presentazione al Tempio, all'Assunzione, sempre di Luca Giordano, alla discesa dello Spirito Santo con al centro Maria, questo è di Tiziano, fino all'Annunciazione di Pietro Liberi e così via. Ma torniamo al cuore, al centro della chiesa, proprio sotto la grande cupola, dove ricordiamoci c'è la Madonna Capitana d'Amar, noi troviamo un bellissimo pavimento policromo con 5 rose e 5 boccioli. Qui c'è tutta una cabala di numeri sui quali non sto a dilungarmi, ma sui quali sono stati versati fiumi di inchiostro. Ma quello che ci interessa è il centro, l'ombelico della chiesa che corrisponde all'ombelico del bacino e della città. Ecco questa scritta: Unde origo inde salus, 1631. 17 teologi e uomini di cultura avevano proposto le loro scritte, i loro motti, e fu scelto questo. Là dove c'è l'origine, l'utero femminile, l'origine del mondo, l'origine di Venezia, ecco, da lì si potrà attingere la speranza, la salute, la rigenerazione. E questo gruppo, questo insieme di messaggi si arricchisce ulteriormente per una disfatta che subisce Venezia. La guerra di Candia, 25 anni di guerra. Le casse dello Stato sono tartassate dalle spese militari. Francesco Morosini dovrà lasciare Candia e però porta con sé quelli che sono i simboli della religione, i simboli della cristianità. Porta con sé questa Madonna nera, questa icona preziosa che aveva tanto valore per i cristiani di Candia, per sottrarla alle ingiurie degli infedeli. Questa Madonna, detta anche Mesopanditissa o mediatrice di pace,
aveva un valore simbolico, perché era stata veramente una mediatrice. Davanti a lei Candioti e Veneziani nel 1264 avevano siglato una pace dopo decenni di contrasti, ma la leggenda narrava anche che era stato l'Evangelista Luca a dipingerla e a donarla al vescovo di Candia, Tito, primo vescovo di Candia. In realtà l'icona è del XIII secolo, ma l'icona fu trasportata e fu collocata nel cuore dell'altare centrale, sotto il gruppo marmoreo di Giusto Le Cour, proprio il 21 novembre del 1670. E da allora la festa della salute coincise col 21 novembre 1670. Scelta intelligente, perché in realtà quel patto che il Senato aveva stretto con la Madonna, facendole voto: se ci liberi dalla peste ti dedichiamo una basilica sontuosa, unica nell'ombelico della città. Quel patto si trasforma in un'alleanza. I veneziani che hanno salvato l'icona della Madonna nera diventano i tutori della cristianità nell'Oriente, davanti a tutti gli infedeli. È questo un patto che viene sancito proprio nella identificazione del giorno della festa con il giorno della collocazione di questa Madonna.